altro applauso, iniziamo qui questa serata con calma. Scusate che mi sono... Sembra una checchina, ma mi sono scordato la tavoletta. Bene, stiamo per iniziare questa serata, ennesima serata di stand-up comedy. Spero che ci sia dell'entusiasmo in sala o no? Io ho il ruolo più semplice dei ragazzi che saliranno dopo, perché so il presentatore, diciamo, so quello che vi deve mettere nella posizione d'ascolto e vi deve far star zitti! Funziona sempre, come i maestri elementari. Tra l'altro, premessa, prima che iniziamo, dato qua è solo una chiacchiera, tanto per... Oggi è il mio compleanno. No, che bravo, quindi... Quindi è evidente che io non voglia stare qui, però la serata ormai la dobbiamo fare, no? Siamo qui, poi quando uno fa gli anni, sono sempre dei giorni pure un po' tristi perché uno fa i conti col tempo che passa, no? Dice forse ho sbagliato tutto, faccio il comico solo per caso, ma non penso che l'inizio di uno spettacolo di stand-up comedy sia il momento più opportuno per farsi venire in attacco di panico, quindi io direi che possiamo iniziare questa serata o no? Oh. Che poi... È sempre strano perché il mondo si divide tra chi ama i compleanni e chi odia i compleanni. Facciamo un attimo un beta test, tanto appunto siamo qui, facciamo capire che la serata è iniziata anche a chi non l'ha capita. Chi è che ama i compleanni? Un applauso. Gente felice del cazzo siete voi, eh? Tu hai applaudito, ti piace il tuo compleanno? Perché ti piace il compleanno? No, scusa, lui ha detto perché è ancora giovane. Signore, quanti anni c'ha, signore? Quanti anni c'ha? 62. Oh, vabbè, però pure lei è ancora giovane, no? Sì. Tu? Ma non è che mo dovete intervenire, parla tra di voi, una strana riunione di condominio che poi degenera nella zanzara. Non vogliamo... Signore, tra l'altro, posso dire che assomiglia vagamente al Duce, però... Non voglio fare body shaming, non per la pelata, ma per lo sguardo. Cioè, uno sguardo... Che fa nella vita? Impiegato, ma che ha fatto? Solo impiegato, però non lo so, non lo so, c'è qualcos'altro che fa nella vita? Come no comment? Quindi è tutto vero? Tu sei figlio? Cioè, fa quello, rassicura, come se fosse da Camorra, capito? No, fa quello. Bene, va bene, adesso, chi è che invece il compleanno non gli piace? Senti che applauso triste, no? Pure il ritmo come più sommesso. Vabbè, ragazzi, allora io esco, rientro, voglio un'ovazione totale, ok? Come se voi foste la von der Leyen e io delle armi, va bene? Come se fossimo tutti in gita in pullman e io fossi Roccaraso, va bene? Come se voi foste la Cerenza e io la cocaina, va bene? Come se voi foste Fabrizio Corona e io i cazzi vostri, ok? Entusiasmo, va bene? Ci siamo, Roma? Perfetto, esco, rientro, voglio un'ovazione totale, mi raccomando, Ci siamo o no? Ci siamo, sì? Ok. Buonasera Roma, fate un cazzo di casino per il Teatro Orione, benvenuti a Comedy Crash, fatelo! Ci siamo o no? Ci siamo o no? Potete pure dite no, No, ecco subito i simpatici mortacci vostra. Stiamo per iniziare, quindi quando dico stand up rispondete comedy, stand up, stand up. Quando dico scena rispondete social club, scena? Scena? Questa è una serata di stand-up comedy, quindi è inutile dirvi che la serata potrebbe andare male. Quindi quando dico la serata potrebbe andare male dite non chiederemo il rimborso. Ma la serata potrebbe andare male? Non chiederemo il rimborso. La serata potrebbe andare male? Quando dico in fondo 5-10 euro dite non sono poi tanti. In fondo 5-10 euro? Non sono poi tanti.
In fondo 5-10 euro! Quando dico se per me sono tanti, dite ho sbagliato tutto nella vita. Se per me sono tanti? Se per me sono tanti! Quando dico avrei dovuto, dite fare altre scelte. Avrei dovuto? Avrei dovuto? Avrei dovuto? Applauso scena! Bene. Vedete il Vaticano come ha fatto per millenni? Che cazzo ci vuole? Uno dice una cosa, poi ripetete, è facilissimo. Gloria a Dio! Lo vedete? Ci hanno lobotomizzato. Bene. Stiamo iniziando questa incredibile serie di stand-up comedy. Tra l'altro vedo che abbiamo lasciato anche un tavolo libero in memory of Papa Francesco. Non lo so. Ragazzi, tra l'altro, non so se, a me fa molto ridere. Mo si è un po' fermato il flusso delle notizie su Papa Francesco. Non so se avete notato che usciva una notizia ogni 10 minuti, che erano tutte di sto tenore, tipo il Papa sta peggio, ma ha dormito bene. Sta molto male, ma ha riso. Ma perché? Cioè, c'ha 88 anni, c'ha la polmonite bilaterale, diciamo che il finale, no? È abbastanza scontato. Solo che sappiamo pure il Vaticano quanto ci tiene ai colpi di scena, quindi secondo me stanno a fare sta cosa per illuderci che non morirà, così quando ci dicono è morto noi famo tipo sì, ma va, no? Non se l'aspettava nessuno, no? E questo è Comedy Clash, applauso! È una serata di stand-up comedy, vedrete salire sul palco 7 comici più una guest, e loro faranno i loro monologhi, proveranno a farvi ridere, ci riusciranno sicuramente a farvi ridere. Quanti vengono a una serata di stand-up comedy per la prima volta? Voi? Ammazza tutti gli altri, ma a questa serata chi è che viene per la prima volta? Ok, bene, dai, perché siete venuti altre volte? Questa è domanda facilissima. Tu, sì, hai capito che sto parlando con te, questo è molto buono perché io non vedo la tua faccia, potresti essere qualsiasi persona. E tu pensi che invece perché io sto in questa fase del compleanno, delle riflessioni, tu pensi di aver fatto buone scelte nella vita arrivata a sto punto? Che domanda esistenziale. Noi stiamo qua per farti piangere, pensa un po'. Quanti anni c'hai? 29. Ah, vabbè, quindi appena compiuto. Un applauso, facciamogli un applauso. Bravo, che non sei morto! Suona sempre così, raga. Siamo giracci intorno, ma gli auguri del compleanno sono sempre bravo che non sei morto. Questo è. Senti, che fai nella vita? Studio psicologia. Studi psicologia, quindi sarai felice delle tue scelte? Sì, molto. Cioè tu quando arriverà un cliente nel futuro e dice no, sai perché mia madre è morta? Tu gli fai sì, molto. Grande. Vabbè, però stai a seguire un po' un tuo sogno, no? Avresti voluto fare altro. Attualmente è il tuo sogno, dici domani con sti chiari di luna, chissà, ma poi tra l'altro con sta verve porteresti al suicidio delle persone ad oggi, quindi magari a fianco voi invece eravate già venuti? Sì. Tutte? Sì? Siete tornate? Perché? Perché ci piace. Perché vi dispiace? No, ci piace. Ah, ci piace, ok, bello, ok. Voi invece tutti voi già siete venuti tutti? Voi no, prima volta. E voi invece siete realizzati nella vita, che state a fare? Dai, tu che fai? Siete messi... Quanti anni c'hai te invece? 20, quindi tu ancora stai un po' più lontano dalla meta o ci siamo? Tipo 8 anni fuori sede, però quante partite di calcetto, eh? Ok, però quindi pure tu stai a seguire il tuo sogno. No, tutte persone realizzate, te invece? Tu pure, vabbè, non ci vuoi di altro, pure te, l'omertà, tu che fai? Ricerca, di che cosa? Su Google, scientifica, molto vago scientifica, no? Chimica, ti ripete le cose due volte come se io dovessi dire va bene, e andiamo avanti. Voi invece pure prima volta no? Voi già l'ho visto, voi siete già venuti, tu sei quella dei cadaveri al Sant'Andrea, giusto? Non ricordo bene che se scopano i cadaveri al Sant'Andrea, questo hai detto. Raga, l'ha detto, come no, l'hai detto, se lo ricordiamo ci sono i video su YouTube, cioè, l'hai detto. Senti, ma novità? Tutto a posto al Sant'Andrea, vi volete bene?
Insomma, avete cominciato pure coi vivi. Anziani, vabbè, mamma mia. Non sei inquadrata, non sei inquadrata. Cosa, Titi? Che brutta scena. Cosa? Quale? I morti o i vecchi? Perché stiamo là, dici, morti o vecchi, stiamo borderline. Tu stai a Sant'Andrea, mi hai detto? No, ma vabbè, in che ospedale stai? Vabbè, stai a cambiare carte in tavola, una clinica privata ad Acilia, va bene. Te invece, tutto a posto pure, sei già venuto, tu sei realizzato, ti senti carico? Abbastanza bene, va bene. Un pubblico, c'è qualcuno che invece ha proprio realizzato il suo sogno? Proprio che si sente di io ho realizzato un mio sogno? Questo è più per me, è un beta test per capire la felicità degli italiani. C'è qualcuno che si sente di che ha realizzato un sogno? Alla grande Italia, cazzo! Nessuno ha realizzato un sogno. Bene, allora facciamo così. Io a questo punto ne state a parlare fra di voi, è diventato un dibattito pubblico. Io prima di scendere a questo punto vi vorrei leggere una stronzatella che ho scritto oggi pomeriggio. È una lettera al me ventenne. Vi posso leggere questa cosa? Poi chiamiamo il primo comico? Qualcuno ha detto no? È il giorno del mio compleanno, mannaggia. Incredibile. Non ho detto cose strane. Allora, Brian, sì, ok. Applauso! Facciamolo un applauso, vai, vi leggo questa cosa, poi ce ne andiamo. Prima i leggi erano per i libri, adesso vabbè, è andata così, è degenerata. Allora, lettera a Sandro ventenne, poi chiamo il primo comico, va bene? Come va? Strappiamo questo cerotto, va bene? Ok. Allora, ciao Sandro, sei sopravvissuto fino ai 34 anni. Bravo! Non ci credeva nessuno. Bravo! Scoperai con continuità. Non ci credeva nessuno. Bravo! So che sei uno di quelli non in fissa con la figa, Sandrino. So che non ti taglieresti mai una mano per scopare, anche perché poi non scoperesti più, ma scoperai, Sandrino, senza però tralasciare le pippe, per carità, tante pippe, e diventerai tutto quello che volevi essere, ovvero povero. Sei proprio un vero artista, di quelli interessanti, affascinanti, eleganti. Cazzo vi ridete? So che ora hai paura, il futuro sembra incerto, giovane Sandrino, ma tranquillo, peggiorerà. Ora negli occhi hai sogni, ma si spegneranno, peggiorerà tutto moltissimo. Hai presenti i complottisti? Diventeranno tantissimi, arriveranno a dire che l'Australia non esiste su Rai 1. D'altronde il canguro non è un animale credibile, sembra un chihuahua incrociato con pugile. Strano, no? Diciamocelo, nessuno ci crede davvero, ma i complottisti esagereranno. I complottisti arriveranno a dire che la Finlandia non esiste. I complotti addirittura sono arrivati a dire che i complotti non esistono. Perché chiamarli complotti è solo un modo per screditare la vera verità vera. Senza capire che questa cosa è proprio un complotto, no? Cioè, possiamo dire complotto del complotto, che magari è un complottone, ma è comunque un complotto, no? A cui però non dovrebbe credere nessuno, perché i complotti non esistono. È un periodo difficile per la scienza, per la Roma, per l'arte e per la politica. Hai presenti i fascisti, Sandrino? Prenderanno il potere, ma non sono veri fascisti, sono fascisti pezzotti, a cui piace il duce, ma non lo dicono. Fascisti omertosi. E le mignotte di Berlusconi saranno un lontano e caro ricordo. Uno di quei ricordi che ti fanno diventare pensieroso e ti faranno sentire la malinconia di casa. Ripensando al bunga bunga, una lacrima scenderà sul tuo volto. Cribbio. E la musica? Hai presente Bello Figo? Quello che canta Mi faccio una sega? Riempirai i palazzetti. Ebbene sì, con una canzone su Francesco Totti. Ebbene sì, il mondo sta finendo. Stiamo andando verso la fine del mondo, ma ci arrivi 34enne orgoglioso di quello che hai fatto. Certo, ora tu ventenne, Sandrino, sei un rapper, ma non farai i soldi col rap. Fai i podcast prima del tempo, ma non farai i soldi con i podcast. Fai il comico e non sta ridendo nessuno. Forza Sandro. So che stai affrontando una brutta depressione, Sandrino, ma ti dico che tra 10-15 anni vorrai far ridere le persone, quindi Sandro, dormi sereno. Fallirai in tutto e questo fa molto ridere. Quindi
Credi nei sogni, credi in te e nel processo, perché fallimento su fallimento diventerai quello che vorrai, ma per ora chi sei, Sandro, non lo sai, però presto lo scoprirai e poi tu scomparirai. Ora vorrei lasciarvi con altre due citazioni. La prima è una citazione di uno dei più grandi pensatori del 2000, Luca Di Risio, che dà voce a uno dei più grandi attori del millennio, Zac Efron, e insieme ci ricordano che se provi a volare ti accorgi che qualche stella sta lì per noi e sfiorandole sei più libero. Applauso. Ora, seconda citazione invece ci incita al coraggio, perché la frase è bellissima, incita veramente al coraggio, al mettersi in gioco. La seconda frase è: chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere, no? E avete appena applaudito una frase di Adolf Hitler. Forse è un po' fuori luogo, ma sfido chiunque a dire che Adolf non avesse un sogno. Roma! Ora che ci siamo crogiolati un po' nelle lacrime e nel dolore, siamo pronti ad iniziare questa nuova serata del Comedy Clash! E continuatelo più forte che mai per l'ideatore e il patron di tutta la baracca, Brian Galli Angeli! Continuate per Sandrone. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, regà. È iniziata finalmente. Allora, buonasera, sì, io mi chiamo Brian e voi stasera, regà, mi beccate in un momento molto strano della mia vita, perché 2 giorni fa la mia ragazza ha accettato di sposarmi. Si chiama Francesca, sta lì, se le fate un applauso. Mi fate felicissimo. Grazie. Io sono felicissimo, non ero così felice da quando hanno aggiunto la seconda data a Berlusconi su Wikipedia. E con la mia ragazza abbiamo deciso di sposarci dopo 2 anni di convivenza. Allora, quando abbiamo preso questa decisione, io mi sono messo un po' a riflettere su come erano gli inizi della nostra convivenza, perché io non avevo mai vissuto con una donna prima e quindi ho fatto tutte le cazzate che un uomo che va a vivere con una donna fa. Soprattutto la cosa che facevo spesso era che quando mi facevo la barba mi dimenticavo sempre i peli della barba nel lavandino. Quando lo facevo sta cazzata, Francesca mi guardava con un odio, con un disprezzo che neanche un ebreo con un palestinese, di più, con lo stesso odio, con lo stesso disprezzo con cui Antonello Venditti guarda un disabile. Che però, donne, siete tante stasera, no? Ve lo posso dire, secondo me questa cosa che vi arrabbiate per i peli della barba è un po' ipocrita da parte vostra, perché voi siete le stesse che poi entrate in doccia e attaccate i vostri capelli sul muro. È una roba... Vai, fallo, fratello mio! È una roba da psicopatiche. Io la prima volta che ho visto Francesca fare questa cosa ho detto ok, mi sono fidanzato con Jeffrey Dahmer. Ci sta, l'ho beccata io, la matta del quartiere, me la collo. Però, a parte gli scherzi, è bello andare a vivere con la donna che ami, perché, diciamo, impari quanto siete diversi sulle piccole cose. Io, per esempio, ho visto che noi abbiamo degli stili di vita molto diversi quando si tratta di prepararci per andare al lavoro. Perché Francesca, se deve andare al lavoro, si alza 2 ore prima, si trucca, si fa la piastra, si prova 10 outfit diversi. Io, regà, ve lo giuro, mi alzo 10 minuti prima di uscire. Mi sciacquo la faccia, prendo l'asciugamano, faccio oh! Perché Turbo Paolo ce l'ha fatta, io no. E poi in generale, diciamo, io dentro casa faccio molte cazzate, no? Cioè non so fare la lavatrice, non ho idea di come funziona la lavastoviglie, però secondo me tanti degli errori che faccio sono dovuti pure al fatto che Francesca, quando mi chiede di fare qualcosa, non me lo chiede in modo gentile, ma mi urla, mi sbraita addosso e quindi io vado nel panico e faccio le cazzate. Tipo ieri notte, a un certo punto mi sveglio, mi alzo per andare a piscià e sento lei da di là che mi strilla e mi fa «Porco, tu hai pisciato sul lato della tazza, che sennò fai rumore». Solo che a me mi ha strillato, sono andato nel panico e adesso
questa è da buttare. E poi così, per salutarvi, vi volevo raccontare della cena che abbiamo fatto con i nostri parenti per annunciare il fatto che ci sposiamo. Perché è andata una merda. Perché innanzitutto in queste occasioni Francesca è molto ansiosa, no? Quindi vuole che tutto vada perfetto, secondo i piani, nei minimi dettagli. E soprattutto se lo facciamo a casa nostra, c'ha questa paranoia che il nostro bagno possa puzzare di cacca. Allora, durante sta cena, se io provavo ad andare in bagno, lei veniva subito da me e mi faceva: mi raccomando, appena finito, spruzza il deodorante. Io ho detto: amore, ma lo vuoi capire? Che sto andando in bagno a pippà. Quella non puzza. Ecco, sulla cocaina è strano l'applauso, però va bene, grazie. E poi questa cena è andata malissimo, anche perché mi hanno fatto sedere accanto a mia cugina. Mia cugina è un po' strana. Tipo, ci provo a parlare, no? Gli dicevo: Cugi, che mi dici? Come vanno le cose? E lei subito mi ha fatto: guarda, bravo, ultimamente va tutto storto, non me ne va uno dritta, però me l'aspettavo perché questo mese ho la luna in Capricorno, che per chi non lo sapesse vuol dire che mia cugina è ritardata. E mia cugina, oltre che essere ritardata, è anche napoletana e lesbica. E ovviamente non c'è niente di male essere lesbiche. Però io ho passato una serata terribile, regà, perché ero seduto tra mia cugina, che è napoletana, e la sua fidanzata, che è moldava. Io quindi non riuscivo a fare conversazione, perché se mi giravo da un lato c'era questa che, poverina, giustamente non sa parlare italiano, se mi giravo dall'altro c'era quest'altra che mi attaccava dei pipponi sulla Moldavia. Allora mi sono alzato e ho detto: vabbè, cerco qualcun altro con cui parlare, però ho trovato solo mio padre. E con mio padre c'è un po' un rapporto d'amore e odio, perché innanzitutto lui è il mio capo, perché io non riesco a fare solo il comico, quindi lui mi ha messo a fare, diciamo, il segretario nel suo studio medico, no? Io lo faccio solo part time, però lui durante sta cena mi ferma e mi dice: guarda, ci ho pensato, secondo me mo ti passo al contratto a tempo pieno, così lavori più ore, guadagni un po' di più. Io quindi mo sto valutando se ammazzarmi. E poi mio padre è strano, raga, se ne esce con delle frasi certe volte assurde. Tipo, una volta viene da me e mi fa: lo vuoi sapere che cosa ha detto tuo fratello quando ha perso la verginità? No, papà, ti prego. Esatto, come facevi a saperlo? Basta, raga, ho finito. Richiamo il nostro MC Sandro Canori. Grazie. Ritardata napoletana lesbica. Se gli levamo una gamba esce il Drago Sherron dell'inclusione, cazzo. Brian Gagliangeli, fatelo! Cazzo, capisco che il disagio di avere ospiti a cena. Io quando c'ho ospiti a cena, quando vado al bagno, c'ho sta fissa tutta mia, quando vado al bagno apro l'acqua del lavandino per non far sentire che sto a pisciare, cioè capite lo squilibrio, no, mentale proprio, anche perché l'unica conseguenza di tutto questo qual è? È quando io non ci sto, probabilmente i miei amici fra di loro si dicono: ma perché Sandro apre l'acqua del lavandino mentre piscia? Piscerà nel lavandino? E a volte lo faccio, raga. La superficie è la stessa, è più alto, è troppo più comodo se mi devo lavare le mani, la faccia e il cazzo insieme. E in più risparmio pure l'acqua dello scarico, è una scelta ecologica. Oh. Gli ho dato pure un nome, il cazzondino. E su questa idea geniale io vi chiedo un applauso per il prossimo comico della serata. Pronto? Davide Ronzoni! Sono eterosessuale. Ragazzi, Non lo dico a voi, ma a me stesso, perché ogni tanto c'ho una vocina in testa che mi fa... Non è che sei Sì, ho usato il termine ma perché ho proprio un'ossessione di dover dimostrare di essere eterosessuale. Ce l'ha qualcuno in sala qua per alzare di mano?
Tutti omosessuali. Vabbè, pubblico gay, grandi ragazzi. No, cioè, io per esempio se non riesco a fare un parcheggio S al primo tentativo, con la musica a palla, con la mano fuori dal finestrino, se una volta mi voglio prendere una Coca Zero, se una volta voglio rimanere a casa a guardare Reazione a catena, ding, non è che sei ma qual è il collegamento tra omosessualità e Reazione a catena? Io insegno, cioè ma che vuol dire? Ma cioè l'altra volta stavo al bar con gli amici miei, ho fatto una camomilla. Oh, una camomilla. Questo la cassiera. Ma posso ordinare la camomilla io? Ma come? Cioè. Ma poi mi succede spessissimo, tipo quando sto in pizzeria con gli amici miei, arriva il cameriere, gli amici miei fanno: allora a me mi fai una boscaiola con le salsicce bella brustolita, porco due! Dico, che è questo entusiasmo per una pizza? Cioè, a me mi fai una pizza con la sugna, a me mi fai una sbuciona. Ma anche la pizza la sbuciona. Io gentilmente gradirei un'ortolana. Se però me levi le zucchine che poi mi rimangono qua. Ding. Ma non è che sei. Ma perché? Ma qual è il collegamento tra ortolana e. Cioè, non ci sta, cioè, ma pure che so, raga, quando vado a giocare a pallone, c'è qualcuno qua che va a giocare a pallone? Dai, non ci credo, raga. Afro, no, sto scherzando. Che te fai? Dopo che giochi a pallone fai la doccia, che guarda che ho preso, vabbè. Mi serviva con lo shampoo, vabbè, lascia perdere. Sempre, oh. Vabbè, a parte te, assurdo, assurda sta cosa. Gli amici miei se la fanno rigorosamente con lo shampoo da etero, sapete qual è? Quello Badedas Extreme Man, Pussy Destroyer. Quello 7 in 1, c'ha dentro shampoo, bagno schiuma, spritz, negroni, benzina, antrace, il cherosene, se lavano tutto. E i miei amici si asciugano i capelli con l'asciugata da etero, sapete qual è? Quella asciugata, tocco de palla destro, asciugata, tocco de palla sinistro, annusata finale, perché devono tanto, no? Arrivo io, prendo il phon, ding. Ma non è che sei. Ma perché? Ma qual è il collegamento tra phon e. Cioè, non ci sta, ma mi capita pure, raga, a Natale, cioè pranzo di Natale, no? C'è sta mio zio che cucina dalla mattina, inizia a fare antipasti, due primi, 2 secondi, il contorno, arriva il dolce, il tiramisù gli faccio, ah sì, guarda, per me mezza porzione. Lo conoscete pure voi, mio zio? No, mezza porzione, raga, salsa mio zio. Ragazzi, mio zio 97 kg di omofobia, cioè. Poi già la panza sul tavolo. Perché ce l'ha pure lui sta ossessione, perché le ossessioni si tramandano. Cioè, se ci fate caso, le ossessioni che hanno i vostri genitori ce l'avete pure voi. Cioè, tipo, mia nonna è ossessionata dalla precisione. Mio padre, raga, è super preciso. Cioè, per esempio, dobbiamo andare a Vienna 3 giorni, aereo alle 3, lui alle 7 di mattina. Apre la porta, buongiorno! C'ha un tic, poi lui inizia a fare. Sta talmente a 1000, noi abbiamo le tapparelle quelle automatiche. Lui comunque a mano gli tira sul sa perché fa buongiorno, vaffanculo, vai a pisciare. Io passo 5 di mattina, vai a pisciare che poi non la puoi più fare. Sarà in bagno a Vienna, lo posso pisciare un attimo, no? Vado là, non mi esce niente, vado in cucina a becco mia madre. Buongiorno! Pure a lei glielo del culo. Dico, ragazzi, non partiamo, che dobbiamo fare? Mangia che poi non puoi più mangiare. Ma come mangiare posso? Stavo andando in Vienna o in Burundi, ma che cazzo? Cioè, mi fanno mangiare la roba della sera. Stavo a fare le cose del piscianzo, perché fanno mangiare la roba della sera prima. E tagliatella, pizza, che cappuccino poi sì che devo andare in bagno. Arrivo, questo è mio padre, diciamo. Mia madre è ossessionata dal pulito. Ci sono qua figli che hanno genitori ossessionati dal pulito? Chi? Che hanno indicato? L'hanno indicato a te, mi dispiace. Come ti chiami? Poco in imbarazzo. Come ti chiami, lo sai? Elena, che cosa fa tua madre? Sai che non ha fatto, no? Che cosa... No, cosa ha fatto, ti ho chiesto. Non ha capito la domanda. Parli italiano?
Vabbè, te dico la mia perché sennò qua affittiamo domani, c'abbiamo poco tempo più che altro. Mia madre, raga, è ossessionatissima dal pulito. Cioè mia madre pulisce qualsiasi cosa, i vestiti soprattutto. I vestiti che mi metto una volta, li metto sulla sedia, mi giro non ci stanno più. Quelli che ho appena comprato che ancora mi devo mettere, lei fa, chissà chi si è messi prima. E li mette... Quelli che ancora devo comprare. L'altra volta da Zara al commesso mi ha fatto, signora, che cazzo vuole qua? Stava a pulire roba da Zara. C'ho la lavatrice a casa che ha i sensi di colpa, c'ha l'ansia. Gli diamo l'Exodan, c'ha il fiatone, sta... non ce la fa più. E all'ossessione degli altri, tu o reagisci che diventi uguale o diventi l'opposto. Io sono diventato l'opposto. Tipo mia madre è ossessionata dall'ordine, io dal caos. Mia madre è ossessionata dal pulito, io dallo sporco. Mia madre, raga, è ossessionata dalle piante. Mi piacciono le piante. A me stanno sul cazzo le piante. Ma no, perché stanno là ferme. Innaffiami. Che cazzo vuoi? Cioè, io non mi ricordo di bere io, ti devo dare l'acqua a te, ma non. Poi un'altra cosa che mi dà fastidio sono le ossessioni per gli animali. C'è qualcuno qua che gli piacciono tanto gli animali? Tu come ti chiami? Chiara, fai finta, dai, tanto. Chiara, sei ossessionata dagli animali? No, devi rispondere sì. Oh. Ah, il tuo compagno è vegano. Ma non c'è sta, che cazzo ne frega, dite sì. Chiara, rifacciamo. Chiara, sei ossessionata dagli animali? Gli scopi? No, sto scherzando, dai. Allora, se sei ossessionata dagli animali, fate un applauso perché ho portato un libro. Fatelo. Vi consiglio sto libro, è stupendo. Lo metto qua. 1001 domande e risposte sugli animali. Te lo consiglio, cari. Questo fa delle domande intelligentissime. Ve le leggo perché sto coso sta regge in piedi, vabbè. Fanno molto ride. Tipo, la prima fa, chiari, qual è la principale differenza tra un cane e un ragno? Pensaci un attimo, poi me la dici. Cazzo di domanda è? Non è che senti un abbaio, fai chi è il ragno? È il cane, che cazzo? Qual è il gruppo di insetti più numeroso al mondo? I collemboli. Hai mai visto un collembolo? Cazzo dice sto libro? 57 euro, ho pagato. Chiari, qual è la differenza tra farfalle diurne e farfalle notturne? Pensaci, poi te lo richiedo. Dove vanno le farfalle d'inverno? A Roccaraso, insieme. Se c'hanno i sordi, se no vanno a Courmayeur, stanno bene là. La lucciola è calda se toccata? Questa è una parte porno, non so che. Ci hanno messa qua, sinceramente, ragazzi, scusate. Grazie. Sono le ultime 3. Allora, come attirare gli squali? Ma che cazzo te frega di come attirare gli squali? Quest'altro, qual è la miglior cosa da fare se vedi uno squalo che si avvicina? Restare calmi. Certo, no, stai là. Che cazzo te frega dello squalo? Colpire lo squalo con tutto ciò che hai sotto mano. Ma che c'ho? Sto in bagno, che ci sto sotto mano? Niente. Scusate, va a incazzare. Chiari, cosa hanno in comune il delfino e il pipistrello? Io ce l'ho un'idea. Un cazzo. Chiaretta stava pure a pensare, che c'hanno in comune? L'ultima, si può vedere, questa attenti, si può vedere l'unica scimmia notturna? Ma ci deve il culo però, l'unica scimmia notturna. Vabbè, questa la potevo levare. Allora, concludo con una cosa. Dico una mia ossessione, un'ossessione che ho io proprio, che mi piace tanto, è Friends, la serie TV. Conoscete? Fa un applauso pure a Friends. Serie della Madonna. Cioè, un cast, a parte che io ancora mi addormento guardando Friends. Io sto là che prendo sonno, mi metto Friends tipo la stagione 3, mi addormento, mi sveglio, boom, How I Met Your Mother. Perché è andata avanti. Però è vero, quanto è bello. Tu come ti chiami? Gianlu, cioè, che cast c'ha? Eccezionale. Jennifer Aniston, che gli vuoi dire a Jennifer Aniston? Niente, che gli diciamo? Courtney Cook, che gli vuoi dire? Cock, che gli vuoi dire? A me però quello che mi piace di più di tutti, che mi fa proprio salire... coso? Chandler. Ma non è che so... Grazie! Continuate l'applauso per l'MC Sandro Canori! Davide Razzoni, fatelo! E io direi di non spegnere l'entusiasmo, continuate questo applauso, di più! Ci siamo? Chiara, ci siamo. Chiara Picchiari!
auguri Sandro. Buonasera scena, come va? Io prima di iniziare una rapida info di servizio e poi andiamo. Volevo sapere se mi vedete. Mi vedete tutti? Pure laggiù dai spalti, mi fate un cenno? Mi vedete ragazzi, là dietro? Chi è là? Bruno Di Sasso? Che cazzo c'è? Mi vedi Bruno? A posto? Oh, vedi? Non so così basta come dice il pediatra. Dovete sapere che mia madre mi porta in cura dal pediatra perché è una madre che ha una sindrome un po' ansiosa, tipo la sindrome della mamma chioccia, quelle mamme che non vogliono che i figli crescano, che rimangono sempre piccoletti, è una sindrome brutta, eh? È anche conosciuta come sindrome della mamma calabrese. Abbiamo calabrese in sala? Ammazza, oh, pure da Piazza Bologna siete arrivati. Come ti chiami, compà? Sì. Oddio, omertà, fin da subito. Io? Sì. Simone. No, ammazza, non è un nome calabrese. Da dove vieni, Simo? Da Vibo Valencia. Quindi te la senti un po', europeo. Io invece sono di Catanzaro, ok? Pure tu concordi con me che le mamme calabresi sono un po' così. Però io sono nata a Roma, ok? Quindi rivendico la mia romanità, ma con una madre calabrese, diciamo, ho subito la sua influenza, è stato inevitabile. Pensate che da piccola, alle elementari, quando i bambini mi chiedevano di sedersi a banco vicino a me, io dicevo di sì, però io chiedevo il pizzo. Questa è stata una delle prime conseguenze. Poi comunque non è sempre stato facile vivere con una mamma calabrese perché comunque abbiamo un po' dei problemi nella comunicazione, ok? Infatti questa sera, perché magari non ci capiamo, vi traduco subito istantaneamente delle espressioni che mia madre dice quando è arrabbiata, cioè sempre, e ve le traduco istantaneamente dal calabrese all'italiano, ok? Così ci capiamo, siete pronti? Vado, primo livello. Se te picchio t'ammazzo! Dovresti togliere i vestiti da quella cazzo di sedia, Chiara. Secondo livello, più difficile. Aspetta, devo respirare. Chiara, questa non è terra di lago, ma è marijuana. Sto calabrese, mica cogliona. Andiamo con l'ultima più difficile. Mamma da pari da cugine, prima, seconda, terza grado, tutta la razza tua. No! Si esprimeva così mia madre, ok? Sì. Ti scoppia il fiato, ti scoppia il cuore. E poi niente, mia madre, da brava calabrese, appunto, è molto preoccupata che io faccio stand up. Pure oggi mi ha chiesto poi fammi sapere come va la recita. Sì, per lei so ancora quel cazzo di cespuglio da seconda elementare. Quindi, e si preoccupa soprattutto perché magari io torno a casa da sola, così, e lei mi dà sempre lo stesso consiglio. Fa, Chiaretta, tu quando stai vicino al portone, prendi il telefono, sì, ma ho capito, e fai finta di parlare con qualcuno. Per a te ti hanno dato sto consiglio? Ma tua madre di dov'è? Vedi? C'è stava l'influenza del sud. Quindi, prendi il telefono e fai finta di parlare con qualcuno e dici il nome di un uomo, ad alta voce, e vedrai, Chiaretta, che in questo modo non ti succederà niente di niente. Sì. Grazie, ma perché io me li immagino i serial killer, là appostati dietro a Panda grigia metallizzata. Mannaggia, raga, Chiaretta sta al telefono pure stasera. Potremmo fargli il cazzo. Ma con chi parla tutte le sere a mezzanotte meno un quarto? Ha detto Stefano, Antonio, Francesco, via! Ma sono ancora qua! Un applauso ai metodi di mia madre. Lei si è inventata donne per strada. Si è inventato lei. Comunque, da grande donna, devo dirmi madre. Donna e in quanto tale multitasking, è vero? Ci hanno accollato sta cosa. Lei è multitasking perché noi siamo 4 figli e ci menava tutti e 4 insieme. A uno gli dava una pizza, a uno un calcio, a me mi tirava la cucchiarella, all'altro mio fratello gli partiva di capoccia. Così, Shiva, la divinità del multitasking. Vediamo, come ti chiami tu? Chiara? Perfetto, non mi posso sbagliare. Chiara, quindi dicono che noi donne siamo multitasking. Adesso dimostriamolo. Ci sono 2 cose che sai fare insieme, Chiara? Sì, convinta. Vuoi andare avanti? Perché per ora ne ha fatta una. Perfetto.
Ma tipo parlare e pensare se può... Mhm. Vedete i poteri del multitasking? Sentiamone un'altra. Tu come ti chiami? Siria. Ci sono due cose che sai fare nello stesso momento? Era questa la risposta che volevo. Un applauso a Siria, ragazzi. Che comunque è sicura nella sua incertezza. Allora, Siria, Chiara, io sono qui per lanciare un messaggio molto importante. Io sono contro il multitasking. Basta, secondo me è un po' una cosa che ci hanno appioppato, ok? Anche perché ultimamente mi sento un po' stressata. Mi sento un po' come quelle salviette fresh and clean. Ci avete presente? Quelle salviette umide che posa un po' per tutto. Te sfondi quelle salviette. Come ti chiami, caro? Guglielmo, ci sono due cose che sai fare nello stesso momento? Oh, vedete che poesia? Guglielmo caga e se la vedenti. Come cambia la poesia con Guglielmo? Quindi Guglielmo sta di me sento un po' come quelle salviette. Perché così, questo multitasking, e quelle salviette si possono usare un po' per tutto, no? Però pensandoci bene, se con la stessa salvietta me posso, che ne so, struccare, ma me posso pure pulire il culo. Grazie Guglielmo che mi dà il permesso. Però perdi un po' di credibilità, no? Cioè, voglio dire, sei fresh o stai clean? Anche perché se ti sbagli un attimo l'ordine della dandy, ti ritrovi col culo struccato. Che per carità, so skill. Ma non sono l'unica a essere così accelerata, anche le mie amiche sono tutte accelerate. L'altra volta una di loro mi ha confidato che va così di fretta che si è scordata, si scorda di bere l'acqua. Ok? E si è scaricata un'app sul telefono che suona e gli ricorda di bere l'acqua. Tu stai sorridendo, sei una di loro? Tu! Ah, voi non ci avete bisogno dell'app. Mazza che bella relazione. Fondata sui bisogni primari però. Carinissimi. Quindi, niente, quindi la mia amica c'ha questa app, ogni tanto suona il telefono e gli ricorda quanto deve bere. Cioè, stiamo messe male, raga. Anche perché è così in casino. L'altro giorno ha finito i giga. È morta di sete. Stava là, no, non mi ricordo che devo fare. Era una cosa importante, Era una cosa di vitale importanza. Ma sa che è il ritorno del polline, il covid, l'influenza. C'hai sete, cogliona, c'hai sete. E che ci dicono a noi per rilassarci? Va in palestra, skincare, vai a fare yoga. Ok, io ho fatto, va bene? Yoga. Ho fatto una prova gratuita di yoga. Entro, luce soffusa, tutti che mi guardano e che mi sorridono come solo quelli che fanno meditazione sanno fare. La luce buia, mi guardavano e annuivano, così. Come per dire, sì, sta a fare una cazzata. E la cazzata, infatti, si chiama contusione edosterno-clastomastodontodeo, mi ha detto il fisioterapista. Cazzo! Io ho fatto io. Quindi basta, la situazione con fisioterapia, con yoga è finita là. E poi sono andata a trovare mia nonna, che abita appunto in Calabria. Mia nonna viene da un paesino di Catanzaro, in provincia lì, in mezzo alla Siria, in mezzo ai boschi, e ha 91 anni. E mi domando e dico, oh, ma come ha fatto mia nonna? Arriva a 91 anni senza l'app per bere, senza yoga, senza Pilates. Sapete come ha fatto mia nonna? Mia nonna usa un'altra strategia per reagire insomma, a tutto lo stress quotidiano, il rancore. Mia nonna è incazzata nera. Sì, dalla mattina alla sera, dai 17 ai 19, tramanda tutte le storie dei torti subiti, poi pausa, fa rosario e ricomincia. Parapim, parapom, sì, senza proprio imperterrita, nonna Sofia. E allora io qui vi saluto e chiudo con un messaggio. Ogni tanto incazziamo che è gratis, non si paga niente, e viva il rancore che è democratico, è popolare ed è calabrese. Grazie! Richiamo il nostro MC Sandro Canori! Chiara Michelli! È confermato. Tu hai confermato che sai fare due cose insieme? E battendo le mani. Cazzo, è incredibile. Cioè, e tu vivi con lei? Tu? Diciamo di sì, che vuol dire? Che lei dorme sul letto, tu sul divano, ma lì sono brutte notizie. Ma tu puoi confermare che lei sa fare due cose insieme?
Lo I 100 te invece proprio la faccia di uno che invece no, non sai nemmeno scorreggiare senza cagate sotto. Bene. Ma l'abbiamo capito. Ora possiamo chiamare il prossimo comico o no? Quindi in scena facciamo un cazzo di casino per... Lo vedo? Dov'è? C'è? Ci sta? Che cazzo voi sapete voi? Ci sta? Dov'è? Filippo Simoniello! Ciao amici, ciao, come state? Vabbè, piano questa musica, mi sembra pure un po' troppo. Come vabbè, bene, no? Immagino. Io pure sto una bomba, no, perché sto a seguire questa nuova dieta del digiuno intermittente e sto una bomba, infatti. Che praticamente come funziona? Mangio solo quando ho i soldi e funziona un botto, sto un botto in forma. No, in realtà sono stato... Voi ci andate in vacanza, no? C'è qualcuno che va in vacanza? Bravi. Vai, dove vai in vacanza? Ah, così, in Europa. E poi? Ah, però come si vanta? A Cuba anche. Ok, no, no, io pure vado spesso in vacanza con sempre lo stesso gruppo di amici, no? E ogni volta andiamo in vacanza, praticamente loro che vogliono solo scopare in vacanza. Ed è una cosa un po' triste perché tipo ogni volta dobbiamo per forza andare a ballare, no? Questi non escono mai di casa durante l'anno, però in vacanza per forza, no? Perché devono scopare. Perché per loro, diciamo, la scopata in vacanza è un po' come quando vai a fare la spesa al supermercato grosso, no? Sai che per un bel po' di tempo non la rifarai e spendi tutti i soldi che c'hai. E quindi ogni volta andiamo in posti diversi, no? Cioè, tipo, tutti i posti diversi. Quest'anno in vacanza sono stato nel Covo dei Napoletani, a Ibiza. No, sono arrivato lì e io non per vantarmi, ma ho scopato. Cioè, non so se... Oh, applauso, regà! Porco due, non sento! Ho scopato con la mia fidanzata e... No, mi sono portato il panino da casa quest'anno. Ho detto, fanculo, non scopo mai, quest'anno l'ho fregati. Non è stato neanche facile, tipo al terzo giorno ce l'ho fatta, che all'inizio non volevo. Vabbè, comunque una vacanza cioè sono andato in coppia a Ibiza. Sono andato in coppia a Ibiza, è una vacanza abbastanza particolare. Io però mi discolpa, sono stato alla ricerca dell'Ibiza alternativa, quella senza napoletani. È stato facile trovarla, c'era tipo a nord dell'isola c'era questa spiaggia, non c'erano napoletani perché non c'erano persone, c'erano solo animali, c'erano dei pesci fichissimi, raga, quelli che sott'acqua, presente? Bravo. No, tra l'altro ci stavano pure dei pappagalli, mi sono avvicinato a un pappagallo a un certo punto e questo mi fa, ma io ho già accattato la prevendita. Vabbè, perché... Comunque alla fine poi diciamo che mi sono lasciato dopo sto viaggio. Quindi donne sono lì, no scherzo, però quindi sono uscito con altre ragazze così, però non sono pronto, mi sa. Sono uscito ultimamente con questa ragazza, che lei, classica ragazza che piace a tutti, no? Classica bionda, occhi azzurri, parla come Rocco Papaleo e... No, è stato interessante perché stavamo al bar e la prima cosa che mi dice è oh, ma tu sei uguale a Luca Ravenna. Io ho detto oh, ok, cioè quindi te segui un po' la stand up, cioè figo, e ti piace Luca Ravenna? E mi fa scopabile. Io ho detto no, vabbè, io intendevo come comico, però vabbè, grazie. Me lo prendo, cioè scopabile buono. E tra l'altro non è neanche la prima volta che mi succede, uno addirittura una volta mi ha scambiato per Luca Ravenna. Ero ubriaco, però mi ha proprio detto fratello, ma tu sei Luca Ravenna? Io ho detto no. Dai, sì, mi fai troppo ridere. non so. Poi a un certo punto mi fa dai, ti offro da bere, Luca. E quante volte te lo devo dire? Un gin tonic, grazie. No, comunque stavo appunto tornando all'appuntamento, stavo con questa qui al bar. A un certo punto lei era arrapatissima e voleva troppo scopare. Io queste cose, questi segnali li capisco al volo, sono un po' un grande su queste cose.
E questa cosa il segnale era questo, lei si è avvicinata e l'orecchio mi ha fatto sono arrapatissima, voglio troppo scopare. Lì ho pensato, raga, lì ho pensato, beh, questo deve essere il segnale. Comunque, insomma, stavo lì un po' così perché non mi andava in realtà. E lei ha cominciato un po' a baciarmi sul collo, no? Un po' dappertutto, finché non mi ha fatto la sua mossa finale. Che la sua mossa finale era questa, mi ha fatto una specie di mulinello con la lingua nell'orecchio. Raga, io mi sono anche un po' preoccupato, sinceramente. No, perché ho pensato, oddio, ma sarà pulito il mio orecchio? Beh, adesso sì, comunque. Comunque, stavo là. Non si è arresa, raga, non si è arresa, mi ha portato in bagno a forza, no, povero me, e mi fa, cioè, si è inginocchiata proprio davanti a me e mi ha detto, ora ti faccio cambiare idea io. Io non volevo cambiare idea, però, quindi lì è uscito tutto il femminismo che era in me e l'ho guardata dritta dritta sui capelli e le ho detto, no, vuol dire no. E questa, diciamo che, questa storia è finita. No, in realtà poi... Ultimamente non sono finite poi le disgrazie, cioè sono andato, l'altra volta sono andato a fare la cacca, quindi sono andato in bagno, classico, il bagno per fare la cacca, sono andato in bagno e alzo la tavoletta del cesso e in fondo al cesso c'era un grosso topo, cioè che paura, no? E stava là, era gigante, cioè grigio, no? E da quel momento c'è una paura che mi entri un topo in culo mentre cago, che raga, ve lo giuro, e che mi piaccia. Cioè, raga, non riesco più a fare la cacca a casa mia, ve lo giuro, cioè, sono diventato stitico e no, ma questa è bella, che dici? Oh, grazie mille, fra, sei un grande. Se lo dice lui io ci credo. No, però questa è una cosa abbastanza comune in realtà a Roma, cioè sono usciti un botto di articoli su sta roba, no, dei topi. Cioè, ho letto un articolo su Repubblica, potete cercarlo, c'è scritto allarme, virgola, topi in culo. E io quindi ero nel panico, non riuscivo più a fare la cacca, quindi ho chiamato mia madre, che lei è un'esperta, e le ho detto, ma c'è questo problema. Lei mi fa, no, ma sai, i topi hanno paura degli ultrasuoni, esistono delle trappole ultrasuoni. No, ma cioè, sinceramente no, se un topo non c'ha paura di un gigante che gli caga addosso, cioè, per me un topo non c'ha paura di un cazzo. Però vabbè, quindi l'avevo praticamente data vinta a sto topo. Però grazie, insomma, la mia conquilina per fortuna ha comprato un gatto, adesso sto tranquillo perché cago nella lettiera. Sì, insomma. Io ho finito perché non so più cosa dire. Bella raga, un grande applauso per il maestro Sandro Canori. Filippo Simoniello! Chi è che ha detto questa è bella ai topi nel culo? Così per curiosità. No, chi è? Chi è? Dai, siamo qua per ridere. Che è in due l'avete. È lui. Ma infatti l'ho visto, lui è proprio il classico tipo che dice io ci vengo alla serata del stand-up, a me però non mi fa ridere niente, tranne le battute sui topi nel culo. Cioè lui... ma solo quella battuta ha fatto ridere o quella battuta ti ha colpito particolarmente? Perché chiedi a lui? Ah no, sei tu... Perché indicavi lui se sei te? So confuso, ragazzi. Dovete aiutarmi. Perché ti ha colpito? Che lavoro fai? C'è il negozio di animali? Ti ricorda casa di nonna? Perché te... Ti ricordava? Ma non è un gioco fra voi due, risolvetevela fra di voi, fuori da qui! Ma guarda che è incredibile, veramente. Voi invece, mentre loro disquisiscono sui topi nel culo, voi siete pronti per il prossimo comico o no? Sì! E allora, applauso! Di più per il prossimo comico, Daniele Bassi! Di più, Sandro Canori. Come fai a battere i topi nel culo? Non puoi, chi ha detto? Non puoi. Ma è sempre... Alza la mano, pavida.
Oh, alza... No, sto a parlare con te, bella. Alza la mano. Come ti chiami? Carla. Che... Ho tanta paura a chiederlo, ma che fai nella vita, Carla? Disinfestazione. L'avvocato? No, capisco il livello, cioè... Rutti e scureggia, cioè dopo che esci dallo studio vedi uno che scureggia. Capisco, no, lo capisco. Come state voi qua? Bene. No, è una coppia strana, sembrano due personaggi dei River Monster su D-Max, lui col cappellino. È un mostro enorme, come faremo? Solo su D-Max. Qua che è una coppia? No, amici. Lei ha fatto... "No, io no, non verrà con me, dai, no. Siete amici, come vi conoscete? Amici. Amici da 15 anni. No, da 15 anni amici. Ah, ok. E come... Lei mi guarda e sorride come a dire, prego, basta. Hai fatto quello che dovevi fare, però ti prego. Vogliamo la tua versione, è vero? A questo punto o c'è un ferro sotto al tavolo lui? È vero. Vabbè, se scopa stasera, dai. 15 anni. Cazzo, Vogliamo mettere il puntino sul... Ah! Va bene. Di che zona siete? Voi del lago? Voi... O fiume? Preferite fiume? Sì, no. Effettivamente sul fiume si prendono belle trote. No, non vuole essere una cosa sessuale, no. E niente. Lei quella col topo. Ogni volta che metti in mezzo animali, lei proprio... Di che zona siete? Morena? Tu? Ah, proprio, vabbè, state... ok. Fuori raccordo. No, non sti cazzi. No, io so da rustica. Dentro a raccordo. Io sputo e becco la zona SOS del raccordo. Proprio sto... Di un pelo, Vi guarda a voi dall'alto verso il basso, stupidamente. Io vengo dalla rustica. Quanti conoscono la rustica per alzata di mano? 10 persone, 12 persone. Allora, la rustica è un quartiere famoso per 2 fattori. Il primo, la cocaina. E dopo questa informazione si sono alzate altre mano. Sì, certo! Il pippotto delle 3, certo, sì. Daniele, come hai fatto a capire che la rustica è un quartiere di spaccio? Allora, la rustica è un quartiere molto umile, borgataro. E c'è stava questo che era l'unico che girava con Lamborghini Gallardo Verde Fluo. Che per le forze dell'ordine poteva essere un campanello d'allarme, però ho detto Daniele, magari ti sta a fare tutti i film mentali, magari è un pischello che si è messo da parte i soldi e si è comprato il Lamborghini, semplicemente, grazie ai consigli di Mattia Ruta, non lo so, o De Corona, semplicemente, però purtroppo ci ho avuto un piccolo indizio. Quando sono tornato da una serata con gli amici, sono tornato alla rustica, erano le 3. Mi sono fermato al semaforo della rustica, l'unico semaforo che c'è sta, alla rustica, mi sono fermato e mi si è affiancato il Lamborghini Gallardo Verde Fluo. C'avete presente quando il cervello vi dice fate cazzi tua, non guardate, state buono, però tempo che lo fai, cioè tempo che lo pensi già lo stai a fare. Ed ero ubriaco, quindi penso di averlo guardato più o meno così. E lui mi guardava. 40 secondi di sti sguardi. Poi lui ha tirato giù il finestrino. Io, per educazione, pure. C'è presente quando uno si sporge che te vuole dire qualcosa, no? Dalla macchina. Mi guarda. Che vuoi pipà? A me quello mi ha dato l'indizio che forse era lui. Io pure risposto, no, grazie, veramente. Come se fosse il tramezzino corcotto. No, grazie, gentilissimo. Secondo fattore per cui la rustica è un quartiere famoso. La chiesa Nostra Signora di Czestochowa. Nome polacco. La chiesa è famosa perché ci spaccia lui davanti.
Solo per quello. A proposito di chiesa, soprattutto poi sto periodo, io c'ho un'idea in testa, che sicuramente è fallimentare, però c'avete presente tutte persone che fanno i concerti, Coldplay, U2, fanno concerti della Madonna e fanno aprire i propri concerti ad artisti minori. Gli fanno fare quei 10-15 minuti d'apertura all'inizio, no? Grazie. Ci state? Sì. Volete venire stasera? Sì. Ok. Meno male. Fanno fare quei 15-10 minuti d'apertura, no? Perché il Papa non fa aprire l'Angelus a prete meno famoso, ma non vescovo, è proprio un prete, de Borgata. Io mi immagino Papa Francesco in incognito, no? Tanto Papa Francesco non lo riconosciamo più, Gli levi la coppoletta, gli metti cappellino, occhiali a tartaruga, giacchetto, Papa Francesco, tabaccaio de Laurentina, in 2 secondi. 2. E mi immagino tutto bardato, cappellino, verso dicembre. Verso dicembre se ne va in incognito, cappellino, occhiali a tartaruga, Moncler, perché vabbè che c'ho la croce di ferro, sono il Papa, c'ho freddo e sto di Roma Nord. Si mette le sue Clark e se ne va a Testaccio a trovare il prete, quello che fa fomentare le vecchiette, no? Che c'è il prete che fa fomentare queste vecchiette che hanno il crocifisso col sangue che gli cola qua. Madonna mia, quando c'è Cristo, Gesù Cristo nostro Signore! Fa piacere che ridete perché io sta cosa la posso fare una volta al mese, mi ha detto. Che rido di aver sentito un click, quindi se mi sentite chiamate le guardie mediche, raga. E io, dopo che il prete va a cercare il Papa che va a cercare il prete, che fa fomentare le vecchiette, che fa bene la messa, in incognito sempre, dopo la messa, supera le vecchiette, va dal prete, Don Enrique. Giustamente. Don Enrique, guardi che mi è piaciuta la messa, mi è piaciuta la lettera dei Corinzi, bello, mi è piaciuto tutto. Ma andrebbe il 24 di venire a dicembre, veniva a fare 10 minuti, dice 2 cazzate, le più famose, C'è anche la consumazione, mi devi portare 3.400 persone però che, questa è la battuta per noi comici. Io mi immagino questa situazione di merda, ma... Allora, ti è piaciuta questa imitazione di Papa Francesco? No, a me no, soprattutto a mia nonna no, mia nonna è un sacco credente di quello, ma quando ti sposi, ma quando ti vede che i nipotini, ma quando ti vede in chiesa col vestito, ma è rimasto poco, fammi sto favore. Ma lo posso dire, con serenità, nonna è morta, e quando mi fai i nipotini, quando mi fai i nipoti, quando ti sposi, ma che cazzo vuoi? Ma gioca su The Sims, ma che cazzo vuoi dalla vita mia? Fa ridere la nonna a far trucco, a me fa ridere la nonna che fa il trucco, gli piace lo spasmo al cervello subito. Nonna è morta e non so perché rido, scusate. Non dovevo ridere io, dovevate ridere voi. Ho sbagliato, questo è immorale. Nonna è morta ma la voglia di mangiare no. Tant'è che ho optato a qualcosa che mi potesse divertire e buttare giù qualche chilo. Ho optato per MMA. Per alzare di mano, quanti conoscono MMA? Ok, per il resto, uno ha alzato così. Io. Lo conosco io. Vuoi vedere? Allora, per farvi capire che cos'è l'MMA, è la palestra con la cocaina. Meglio di così io non ve lo posso spiegare, meglio di così. Sono andato al corso, primo giorno di prova, corso gestito da Marco e Giulia, dei ragazzi fantastici, bacetto. Marco e Giulia, appena sono entrato, ho messo un piede dentro la sala. Ciao! Cazzo è quello no? Guarda, non ti preoccupare, adesso facciamo qualche posizione attacco a difesa. Poi prendiamo i pesi e andiamo sul tatami, facciamo qualche minuto di scaldamento, va bene? Questa era Giulia.
Marco mi ha visto un po' disorientato, mi ha fatto ma lascia la barretta proteica, mi ha fatto il saluto fascista, si è arrampicato su uno dei sacchi da box e non l'ho più visto. Io non so tanto per lo sport. Fatelo. Io non so tanto per lo sport, io per 13 anni ho studiato recitazione. Che bella la dizione. Chi cazzo è che parla in questo modo? Se tu vai alle poste con questa voce, chiamano le guardie. Hai visto mo' i doppiatori si stanno incazzati? Parlare normale, tacci vostra. Vabbè, è una battaglia mia, non c'entrava un cazzo. 13 anni di recitazione, un'arte che ho messo vicino al cuoricino mio, l'ho costruito, una mia fiamma sacra, l'ho costruito davanti a tutti e tutti, non me ne è mai fregato un cazzo. Un giorno mio padre viene da me, mi dice: Daniele, vuoi entrare in azienda di famiglia? Mio padre mi ha messo davanti la scelta più difficile della mia vita, perché macchina aziendale, carta carburante aziendale, stipendio ottimo, sarei stato poi il figlio del principale, quindi qualsiasi richiesta molto flessibile, quindi mi ha messo davanti la scelta più difficile della mia vita. Il colore della macchina. Ho optato per un verde fluo. Grazie! Di più! Daniele Bazzi, a questo punto, visto che l'entusiasmo è tanto, tenetelo l'applauso, tenetelo per il prossimo comico, Nicolò Commento! Fatelo scena, di più! Urletti! Ok, no, non ero sicuro di sentirmi. L'altro giorno stavo a casa di un'amica mia che ha fatto un viaggio in America recentemente e mi stava raccontando che praticamente in America loro hanno un'app che ti fa vedere live tutti i crimini che stanno avvenendo intorno a casa tua. La loro personale versione di Pokémon Go. Quando vinci una palestra ti appare Luigi Mangione. Hai fatto il tuo lavoro! Ciao a tutti, io mi chiamo Niccolò Cometto, come mi chiama il mio psicologo, stipendio a tempo indeterminato. Ho cambiato psicologa recentemente. Il mio psicologo l'ho visto per circa 8 anni, prima di cambiare. 8 anni sono un botto di tempo, raga, comunque. 8 anni sono il tempo che tu ci metti a capire che mangiarti le caccole è ok, ma se le chiudi in una bustina e le chiami frutta secca, nessuno ti rompe il cazzo. Faccio un panettone con i canditi artigianali, raga, che è una bomba. Ve lo consiglio, poi se lo volete assaggiare. E per me cambiare psicologo è strano perché è un po' tipo cambiare ragazza. Cioè spendi un sacco di soldi per farti conoscere da capo da una persona e sostanzialmente prima esisteva già un'altra persona che ti conosceva benissimo e l'unica cosa che ti chiedeva era di metterti un dito in culo, cioè non c'è... Molto molto complicato. E la mia psicologa nuova, la prima volta che sono andato da lei, mi ha ricominciato a fare le classiche domande. Quanti vanno dallo psicologo? Così per capire. Ah, ok, sto parlando degli psicopatici perché, regà, nessuno va dallo psicologo? Ok, il fascismo, la Meloni, eccoci qui, signori. Chi l'ha votata? No, vabbè, è molto complicato parlare di questo. Allora ve lo spiego perché quando uno inizia ad andare allo psicologo ti fanno le classiche domande tipo che lavoro fai, cosa fai nella vita, e io sono un ingegnere informatico, ok? Sono quello che le ragazze chiamano per sbaglio e non ci vogliono chiamare, ragazzi, non ci vogliono chiamare, però sappiamo che quando ci chiamano ci diranno le esatte parole che noi vogliamo sentirci dire, che sono: Niccolò, potresti hackerare il profilo Instagram del mio ex? E io sono un ingegnere, quindi vado da lei col mio orgoglio da ingegnere, petto in fuori e le dico: senti bella, assolutamente sì, ti amo, ti prego, sposami. Non abbiamo dignità, noi ingegneri informatici non abbiamo dignità e hanno ragione gli altri ingegneri che dicono che noi non siamo dei veri ingegneri perché
perché se io domani finisco a vivere sotto un ponte io non mi posso vantare con gli altri barboni. Comunque questo ponte l'ho progettato io. Siamo il Fabio Volo dell'ingegneria, ok? E voi direte, no, ma ci sono gli ingegneri gestionali. Sì, ma io sto parlando seriamente. Grazie. Ora quindi la mia psicologa mi ha detto, Niccolò, ma te che fai nella vita? Io ho detto, sono un ingegnere, però la sera faccio il comico. E mi ha detto, e cosa vorresti fare nella vita? Beh, vorrei fare il comico. E allora perché non lo fai? È brava la signora psicologa, brava lei, complimenti. E allora io 70 euro non te li do, che prendo i soldi col sorriso, che cazzo so, Patch Adams, ma che cazzo vuoi? E niente, no, in verità è molto brava la mia psicologa. Nuova, lo devo dire perché ci sono le telecamere e siamo su Twitch e poi mi rovina la vita quella. Però no, lei è brava, secondo me la bravura di una psicologa si misura nella velocità con cui riesce a farti piangere. E io a 40 minuti dall'inizio della prima seduta stavo malissimo, praticamente stavo al limite, che il limite per me è quando tu, non so se avete mai, vi siete lasciati da poco, no? Vi siete lasciati da 2 giorni e vi siete bevuti una lattina di Coca-Cola e state facendo il giochino e esce la sua lettera, che poi le mie ex chiamano tutte con la S, sta puttana. Il mio vecchio psicologo però un po' mi manca, perché lui mi aiutava molto nella mia vita, mi ha aiutato molto, no? Perché mi ha curato delle robe, mi diceva, Niccolò, tu la devi smettere di immedesimarti. Tu la devi smettere di immedesimarti nei film e nelle serie TV, perché pure se lo indossavi tu da piccolo, il bambino col pigiama a righe non parla di te. Non sei BoJack Horseman anche se sei solo alcolizzato e l'ultima cosa con cui hai scopato è il tuo gatto. È stato veramente, veramente tosto per me abbandonare il mio psicologo. Io ho iniziato ad andare allo psicologo quando ho iniziato a lavorare sostanzialmente. Perché quando inizi a lavorare è bellissimo perché puoi dire basta a un sacco di cose, puoi dire basta a farti offrire il cinema dagli amici, puoi dire basta a saltare sulla pompa di benzina per fare il piano al motorino, puoi dire basta a portarla a cena al primo appuntamento al McDonald's, aspettare che vada in bagno e rubarle il portafoglio per offrirle la cena. Spoiler, non te la darà. Non per altro, ma perché ti sei eccitato con la sorpresa dell'Happy Meal, era buffetta. Quindi un attimino problematico. Però secondo me comunque è importante andare allo psicologo. A me ha aiutato perché quando tu arrivi in questa vita sei un po' disorientato, ti senti come una bambina Hollywood, no? Sei piccolo, è tutto pieno di luci e colori, poi arrivi a 25 anni e capisci che tutti te lo vogliono mettere nel culo, tranne Leonardo DiCaprio. Questo meme è passato, scusate, chiedo perdono. Ma la cosa che mi ha più fatto incazzare quando io ho iniziato ad andare dallo psicologo erano i miei amici, perché i miei amici mi dicevano cose tipo Niccolò, vabbè, ma se tu non hai problemi grossissimi puoi venire a parlare con noi. Frate, io mi sono messo a piangere guardando i Barbapapà, lo capisci questa roba? No, ma Niccolò, ma non sono problemi enormi questi. Allora è una cazzata questa roba qua, perché se tu vai a parlare con un tuo amico invece di andare a parlare con uno psicologo, è come se mandi tuo figlio a un centro estivo dell'ISIS. Che giochi puoi fare al centro estivo dell'ISIS? Ci ho pensato io per voi. Praticamente c'è la legge del taglione, dove è tipo rubabandiera, ma se rubi la bandiera ti tagliano la mano perché hai rubato la bandiera. Poi ci sta acchiappa la talpa e falla lapidare. Ok, cioè l'allegro infibulatore. Poi ci sono i miei preferiti, che sono falla prigioniera e nascondino, dove però chi conta? L'America. È un problema, e secondo me l'altro grosso problema della psicologia di oggi è che tutti vogliono essere matti, tutti vogliono avere un problema. Tutti vogliono avere un problema. Io ho le tipe, a volte esco con le tipe sulle app che scrivono no vabbè frate, io sono troppo matta, che non è normale, ok? Perché se le malattie mentali sono come le malattie vere, sono come le malattie fisiche, io non è che vengo da te al primo appuntamento e ti faccio comunque ho 2 emorroidi grosse così, con degli acidi che sembrano presi dai vitigni del Salento. Non lo faccio. E mo poi c'è a chi la spara più grossa. Io ho i miei amici che si inventano la roba. Uno viene da me e mi fa Niccolò, mi sono innamorato di mia sorella. Sì, sei figlio unico, che cazzo. No,
Niccolò, no, mi piace la mangiare a merda. Recentemente ho presentato Sanremo. Ciao Gianni. Ciao a tutti, questo era il mio tempo, ero Niccolò Cometto. Signore e signori, Sandro Cadori. Niccolò Cometto! Ci siamo ancora a scena o no? Vedo che piano piano vi state a tramutare tipo nei cartonati di propaganda live. Ce la facciamo ancora o no? E allora un applauso per il prossimo comico! Lorenzo Siciliano! Sandro Canari, continuate. Dai, di più, un po' di più. Basta, ci siamo. Allora, raga, oggi io faccio una roba diversa, non faccio un monologo, faccio battute che ho scritto, che voglio provare. Se vi fanno ridere bene, se no tanto io poi mi drogo lo stesso. Allora, la guerra a Gaza è stata una guerra imparitaria, un'imparità di armi. Un israeliano attaccava sparando, un palestinese rispondeva: cazzo spari, a matto? No? Ok. Lavoro da Ulab a Roma Est, negozio che rivende scarpe Nike, Adidas e quant'altro, e succede sta roba strana. Allora, ogni volta che entra un cinese, sta 2 ore con queste cazzo di scarpe in mano, che se guarda, se controlla. Ma che stai a fa'? Stai a controllare in una, trovi la firma di tuo nipote. Questa era carina? Ti piace? Ok. Allora, non so se avete letto, comunque c'è Giorgia Meloni che sta a cominciare a querelare i comici, tipo l'ha fatto con Daniele Fabbri. Meno male che io sono fascista. Ok. Ogni anno vengono prodotti circa 100 miliardi di capi d'abbigliamento. 100 miliardi. E io ancora non ho trovato niente che mi si addica. No? Ok. Scherzo, comunque entrerei da Zara armato. Ok. L'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante. Ti permette di fare cose infinite. La gente la utilizza per fare tuta gold con la voce di Jerry Scotti. Poi c'ho scritto: Angelo Duro, smettila di fare il coatto di gonfio. Bene. Ma perché Saviano sta sul cazzo alla gente? Non dico le persone normali, ma i camorristi che gli ha fatto? Ti piace Saviano? Ci piace? No? A te non ti piace? Com'è? Sei camorrista, no? Sì? Sei fascista pure? E io e te abbiamo tante cose in comune. Allora, questa è una cosa che ho scritto, ditemi voi, Ditemi se ha senso sta teoria. Allora, se io ci provo con una, fregna magari, e mi dà il palo, mi si abbassa comunque l'autostima, no? Ok. E allora per alzarla tu che fai? Ci provi con una che può bere in tutta tranquillità dal bicchiere di Bill Cosby. No, sapete sto scandalo? Tu lo sapevi? Ok. Però comunque è una tecnica che per un ego boost che però mostra solo insicurezza, no? È come se il Bolt ormai ha visto che sta in declino, va da Cannavacciuolo e gli fa: da regge 100 metri? Cannavacciuolo è ciccione, era questa la battuta. I scippi in metro sono brutti. Ma se gli fai il portafoglio alla turista francese che è salita a Spagna con 3 buste de Prada, di sicuro non chiamo Cicalone. Dice che Fedez, per conciliare il suo stato d'animo attuale e le necessità di fare marketing, sta allacciando delle scarpe senza lacci. Aspetta. Arriva dopo questa, vedi? Perché se vuole ammazzare in pratica, era il gioco. Ok. Ma ridi perché vuoi che Fedez si ammazza o. E quella battuta era carina? Ti è piaciuta, fascista? No? Ti piacciono solo quelle furduce? Tu mi segui ovunque, lo sai che risate che se famo? Allora, questa non è manco una battuta, non so perché c'è scritto: Cruciani si fa lo shampoo il giorno che glielo offre Parenzo. Qua devi ridere perché Parenzo è ebreo. Qua c'è scritto: stavo troppo fatto, mi sono fermato al semaforo verde. Basta, nient'altro. E niente ragazzi, basta così perché poi fanno schifo tutte più o meno.
Ne volete un'altra? Ne va un'altra? Questa è per chi vede un po' di TikTok, eh? Allora, vuoi diventare ricca però perdendo tutta la dignità? È veramente difficile fare i soldi se parti da nulla in un periodo storico come quello che viviamo oggi. 4 fasi. Non c'avevamo presente sto TikTok, eh? Angelo Rizzo, non lo vede nessuno? Vabbè, è un grande, vedetevelo, non capite un cazzo, raga. Allora, queste 4 fasi sono così. Prendi una piotta dal parrucchiere e un'altra in estetismi vari. Fingi di combattere il patriarcato con OnlyFans. Mandi le foto dei fette a Cruciani e diventi l'idolo dei 300.000 quattordicenni a cui capiti ogni 2 giorni su TikTok. E questo era il modo per fare soldi. Ti ho detto che non la dovevo fare. Vabbè, e quanto ci avevamo? Quanto abbiamo fatto? Fammi una domanda e poi finiamo dal cazzo. Tu come ti chiami, caro? Come? Daniele, che mi combini nella vita? Sì, ma che cazzo è stasera? Pure tu, davvero? Ma non vi conoscete? Non vi siete mai visti? Forse ci stanno più psicologi di quanta gente abbia FT. No, perdono a prescindere. Non si può. Fai lo psicologo, è vicino a te, ragazzo? Con gli occhiali? Sì. Ingegnere. Mamma mia, che pubblico colto, eh? Tu no, tu sei insuttista, se vede lontano un chilometro. Che fai? Spari in giro in Texas, queste robe qua? Per personal trainer? Ah, si vede, sei bello pompato. Sì. Niente, è il complimento che accetti volentieri, sì. E tu fai il personal trainer, io voglio finire quel tavolo. No, quel tavolo saranno tutti mega studiati, ve? Voi siete tutti... Tu che fai? Io consulente, SAP. Consulente? Consulente informatico. Prima non hai detto informatica, hai detto adesso. SAP. Ah, SAP hai detto. Che sta per? Mettiamone uno carino. È un'azienda. Ah, è un'azienda... Non è un acronimo, si chiama SAP. Sì. E tu fai la parte marketing perché dovresti cambiare nome in caso, che non è per niente vendibile. E vicino a te lui chi è? Consulente? Del lavoro. Ok, sei tipo quelli che stanno... che ti chiamano quando c'è il reddito di cittadinanza e dicono guarda io t'ho trovato. Certo dovresti pure fare qualcosa, fratello. Tu gli fai no, sto bene così. Quindi se tu sei il tipo che... Ok. Invece voi due, carico, tu come ti chiami? Gianluca, che mi combini nella vita? Hai un locale. Dove? Possiamo fare sponsorare altri locali o Shanna Social Club ci mette le mani addosso? Se può, no? Dove? Che? Sì, si può fare? Come si chiama sto locale? Flo. Manca una parte del nome, penso. È tutto qua, Flo? E che succede a sto Flo? Se mangia, se beve quello in tutti i locali? Fate serate stand up? Le vuoi fare? Brian, lascia il numero ragazzo, che qua abbiamo tutta Roma. Grazie ragazzi, vi chiamo sul palco Sandro Canori. Lorenzo Siciliano! Ora è arrivato il momento della guest della serata. Tra l'altro voi siete dei privilegiati perché è una secret guest, quindi possiamo salutare, no regia? YouTube, Twitch, mandiamo a fanculo, loro non avranno l'onore di vedere la guest, giusto? Stacchiamo tutto? Abbiamo staccato? Posso chiamarlo? Matteo Messina Denaro! No, ma scusate.